Pace a tutti. Volevo chiedervi per alzarvi, per lodare insieme al Signore, tutti insieme in una sola voce e dichiarare che siamo uno in Cristo. Noi siamo il tuo popolo, scelti per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione. Un solo corpo, un solo col desiderio di servirti, Signore, e niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo la tua salvezza. Noi siamo il tuo popolo, scelti per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione. Un solo corpo, un solo cuore, col desiderio di servirti, Signore, e niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo ovunque andremo. Cristo, Cristo Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo la tua salvezza. Noi siamo il tuo popolo, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te, noi siamo il tuo popolo, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te. Noi siamo uno in te, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in Cristo, noi siamo, ancora una volta, con tutta la tua forza dichiara che noi siamo. Noi siamo uno, noi siamo uno, e niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua
tua croce porteremo, ovunque andremo. Cristo Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo la tua salvezza. Alleluia, più forte, è per Lui, non è per noi. Alleluia, alleluia. Vediamo i nostri occhi questa sera. Grazie Gesù perché ci sei. Grazie Signore perché sei qui in mezzo a noi. Grazie perché ci hai comprati col tuo sangue, Signore. Grazie perché ci sei messo in una croce per me. Grazie Signore perché non hai guardato me come sono io, ma tu hai guardato quello che tu vuoi da me. Tu non hai guardato i miei difetti, Signore. Non hai guardato quello che meritavo da te, ma hai guardato quello che hai visto, Signore, che noi possiamo essere in te, Signore. Uno solo in te, Signore. E siamo qui questa sera perché siamo risposta delle preghiere, non di uno qualunque, ma la preghiera di Gesù che ha fatto, che affinché loro siano uno come io sono uno con te, papà. Noi siamo la risposta della preghiera di Gesù Cristo. Se tu sei entrato qui questa sera pensando di non essere nessuno, io ti dico una cosa: tu sei la risposta della preghiera di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Come potrei stare lontano da te? Sei tutto ciò di cui ho bisogno, e come vorrei vederti adesso davanti a me. E porta il cielo in questa stanza. Perché c'è di più, il mio cuore grida, ho fame di te, fame di te, la tua gloria. Fatti vedere, Signore, chi tu sei, Signore. Come potrei, insieme dichiariamo, come potrei stare lontano da te? Sei tutto ciò di cui ho bisogno, come vorrei sederti adesso davanti a me. E porta il cielo in questa stanza.
questo luogo, riempi questo luogo, riempi questo luogo per la tua gloria, per la tua gloria, per la tua gloria. Riempi, Signore, questo luogo della tua gloria, della tua gloria, della tua gloria. Oh, yeah. Della tua gloria, della tua gloria. Più di te, meno di noi, meno di noi. Vogliamo più di te, 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 yeah. Più di te, meno di noi, meno di noi. Che tu cresca, Signore, in noi. Che tu cresca, Signore, in noi. Della tua gloria, della tua Io voglio di più. Voglio di più della tua presenza, perché c'è di più. Il mio cuore grida, oh fammi vedere la tua gloria. Io voglio di più. Io voglio di più della tua presenza, fammi vedere. Io voglio di più, io voglio di più. Voglio di più della presenza. Il cuore grida, fame di te, fammi vedere la tua gloria. Io voglio di più, io voglio di più della tua presenza. Fame di te, fammi vedere la tua gloria. Io voglio di più, noi vogliamo di più, noi vogliamo di più. Io voglio di più. Perché c'è di più. Il mio cuore, oh, fammi
de vedere il tuo volto, manifesta la tua gloria in mezzo a noi, Gesù. Tu sei la nostra plenitude, Gesù. Se noi abbiamo la tua presenza, noi abbiamo tutto, Gesù. Spirito Santo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Cristo eres mi plenitud. Cristo, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Cristo, eres mi plenitud. Cristo, eres mi plenitud. Cristo, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, sí. Cristo Jesús, Cristo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Ahora, si te tengo a ti, fuera. Nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Aquí está. Si te tengo a ti, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, si te tengo a ti, mi amado, mi fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi
Si sente la tua gloria in me. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Dichiari così grandi cose sarai nel nome di Gesù. Arriva il soprannaturale. Si manifesterà. Si facciamo senatori. Lui si manifesterà se lo cerchi, se lo chiami. Se lo adori, se lo cerchi.
ancora questo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Ahora, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Se eu não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só tua presença que me basta. Se nós clamamos que se levante, che si alzi, noi chiediamo che si alzi una generazione in cui solo la tua presenza mi basta, Gesù. Noi non chiediamo solo noi che siamo qua dentro, noi non chiediamo, Gesù, soltanto per noi che siamo qua dentro, ma in questa Verona, Gesù, che si alzi una generazione, Gesù, che la tua presenza, che soltanto ricerca e ricerca e ricerca e ricerca e ricerca la tua presenza, Gesù, che può dichiarare che se non abbiamo te, che se non abbiamo Gesù nel nostro cuore, nulla può riempire il vuoto che c'è. Gesù, noi chiamiamo, Signore, per una città salvata, Signore. Noi chiamiamo per una generazione che sarà riempita dalla potenza e del potere di Cristo. Noi chiamiamo una generazione che sarà, il vuoto che ha nell'anima sarà colmata per la presenza di Cristo. Per la presenza di Cristo, per la presenza di Cristo, noi chiamiamo Gesù, come Chiesa noi ci alziamo questa sera e chiamiamo Gesù, chiamiamo una generazione che non si soddisfa con le cose del mondo o che non si riempie con poche cose, ma che la tua presenza sia il principale obiettivo, Gesù. Noi chiamiamo per questo, Gesù, noi chiamiamo come Chiesa, noi chiamiamo come figli, noi chiamiamo come servi, noi chiamiamo come discepoli, Gesù.
Gesù. Non vogliamo solo per noi, Gesù, ma che questa presenza possa invadere questa città, possa invadere le scuole, possa invadere le famiglie, possa invadere le strade, Gesù, possa invadere questa nazione, Gesù. Noi chiamiamo oggi questo, Gesù. Noi chiamiamo per questo, Gesù. Noi chiamiamo Gesù. Noi chiamiamo Gesù. Noi chiamiamo per una generazione che dichiara grandioso è il tuo nome, che innalza il tuo nome. Noi chiamiamo per una generazione guarita dalla depressione. Noi chiamiamo per una generazione guarita dei rifiuti. Noi chiamiamo per una generazione guarita dell'ansietà. Noi chiamiamo per una generazione libera, Gesù, dal vuoto che c'è nel cuore e riempito dalla tua presenza, Gesù. Oh Spirito Santo. Il cielo ti adora, proclama la tua gloria, perché risuscitavi vivo. Sei invincibile.
sei Signore, Dio grande, Dio Santo, Santo, sei Signore, Dio grande, Dio Emanuele, tu sei santo, santo. Amen. Nel secondo libro delle cronache, al capitolo 7, ci viene raccontato di quando Salomone ha terminato di costruire il Tempio. Salomone fece un sacrificio, un olocausto di adorazione a Dio, i sacerdoti pregarono e quando quel momento finì, la gloria di Dio invase, pervase quel luogo e i sacerdoti non riuscivano più a stare in piedi, tanta era la gloria che si era manifestata. Non riuscivano neanche ad entrare in quel luogo, tanta Shekinah, tanta presenza di Dio che c'era in mezzo al Tempio. E noi possiamo sentire questa stessa presenza qua questa sera. Che Dio possa avere la libertà di continuare ad agire in mezzo a noi questa sera e ogni giorno della nostra vita, in base all'adorazione che noi porteremo a Lui come stiamo facendo. Che Dio possa essere lodato e adorato questa sera come sempre nelle nostre vite. Amen. Facciamo un applauso al Signore che merita tutto questo. Possiamo accendere un attimo le luci, vogliamo dare alcuni avvisi, potete sedervi alcuni minuti. La settimana scorsa non ero qua, come forse avete notato, ero in zona Napoli per una conferenza di pastori, io ero lì come traduttore. Ho tradotto anche il pastore Paolo, il nostro amico,
pastore dalla Svizzera, che sarà qua con noi l'ultimo sabato di marzo, quindi segnatevi quella data, non mancate, l'ultimo sabato di marzo. Pastore Paolo sarà qua con noi, sarà una benedizione per tutta la Chiesa. E quindi la settimana scorsa non ero qua in chiesa, no? E mi mancava tantissimo. Ho seguito tutta la live dell'Adorarti di sabato scorso. Di solito si dice, no? In questi momenti qua, che le chiese dove sono stato non sono come la nostra, non sono belle come la nostra chiesa, ma voglio dirvi una cosa diversa questa sera. Le chiese in cui sono stato sono belle come la nostra. E questo per la gloria di Dio, perché la presenza di Dio che c'era là è la stessa presenza di Dio che c'è qua, è la stessa presenza con cui Dio si manifesta in una chiesa di 5, 10, 30.000 persone, è la stessa presenza con cui Dio si manifesta dove 2 o 3 sono riuniti nel suo nome. E il regno di Dio sta crescendo, il regno di Dio sta avanzando, Dio e la sua presenza ancora fanno cose prodigiose in mezzo al suo popolo, e abbiamo pregato in quella settimana per l'Italia perché possa esserci un vero risveglio in mezzo a noi, e anche noi come Chiesa dobbiamo unirci a pregare insieme alle altre chiese di Verona, del Veneto e di tutta Italia, perché Dio possa muovere qualcosa di forte nel cuore degli italiani, in questa nazione e tutti i suoi abitanti, perché lo stesso Dio che c'è al sud Italia è qua e è in tutta l'Italia, e sta aspettando un popolo che comincia a fare olocausti a Lui, che comincia a clamare a Lui affinché la sua presenza, come quel giorno nel Tempio di Salomone, come questa sera qua, si manifesti in tutta questa nazione. È nostra responsabilità clamare a Dio per questo. Gloria a Dio per quello che ha fatto questa sera, per quello che fa in ogni luogo dove il suo nome è invocato. Amen. Ma in realtà non è vero, questa chiesa è più bella di tutte quante. Amen. No, ma è stato un tempo meraviglioso. Voglio darvi qualche avviso, non perdiamoci in chiacchiere, perché domenica 8 marzo, che è la festa della donna, ci sarà il Be Brave. Tutte le donne convocate qua in chiesa, domenica 8 marzo alle ore 16 per un tempo per loro, come sempre sarà un Be Brave meraviglioso per tutte quante voi. Prossimo avviso, domenica 15 marzo, uomini Be Brazer. Uomini Be Brazer. Per gli uomini bisogna sempre fare 2 volte, no? Perché siamo un po' più pigri delle donne, ma tutti gli uomini domenica 15 marzo qua alle 9 di mattina, belli svegli già, facciamo un caffè insieme, facciamo un tempo, un bel Be Brazer qua insieme, dopo tornate per pranzo dalle vostre mogli, dai vostri figli, alle vostre case a proseguire la vostra domenica. E prossimo avviso, l'abbiamo già avvisato sul gruppo della Chiesa, ma cominciamo a partire da domani 52 giorni di preghiera noi come Chiesa. Abbiamo detto, siamo nell'anno della crescita, del costruire, e vogliamo costruire secondo la volontà di Dio, unendoci in preghiera, e faremo 52 giorni senza fermarci mai pregando. Cominceremo con tutta la Chiesa domani sera, e per una settimana tutta la Chiesa sarà convocata in preghiera. Metteremo il link della preghiera sul nostro gruppo di WhatsApp alle 10 di sera fino a domenica prossima, fino a sabato prossimo sarà la Chiesa intera che pregherà. Poi sabato prossimo, anzi domenica prossima, scusate, inizierà un altro dipartimento della Chiesa. Ci saranno le donne che saranno qua in Chiesa per il loro Be Brave, e loro cominceranno per una settimana a pregare. E si troveranno giorno dopo giorno su Zoom in qualche modo a pregare. La settimana dopo ci saranno gli uomini, e poi i giovani, e poi anche i bambini faranno una settimana in cui pregheranno e continueranno questa preghiera per la Chiesa. Poi ancora gli uomini, e finiremo con tutta la Chiesa ancora unita in preghiera per terminare questi 52 giorni. Io sono molto fiducioso di quello che Dio farà al termine di questa preghiera. Abbiamo già vissuto miracoli incredibili
Chi c'era qua in chiesa 5 anni fa? Uno è lì, 2. C'è qualcun altro che c'era 5 anni fa? Alex, là, Ettore, Renata. Abbiamo già visto miracoli incredibili dopo 52 giorni di preghiera che abbiamo fatto come chiesa, e io ho grandi aspettative in quello che Dio ancora potrà fare in mezzo a noi. Quindi da domani sera metteremo il link sul gruppo della chiesa e tutti quanti voi siete invitati a partecipare, a pregare insieme a noi al nostro Signore. Amen. Bon, sono finiti gli avvisi, giusto? C'è la cesta di missioni là in fondo. Se ancora non hai comprato il tuo biglietto della lotteria per la cesta, alla fine del culto cerca Sofia, cerca Fabio, cerca Samara, Sofia e Samara, tutte e due che si indicano a vicenda. Alzate la mano per piacere, cercate loro per prendere un biglietto per la cesta. Là ci sono cose buone, cose belle, cose utili, tipo una Bibbia. Quindi non perdete questa possibilità di vincere la vostra cesta, che il denaro che stiamo raccogliendo attraverso queste offerte per i biglietti è per le nostre opere missionarie. Dopo il culto, ultimo avviso, tutte le mamme di bambine che balleranno nel teatro della chiesa, giusto? Sì, vi chiediamo di per piacere entrare in contatto con la nostra sorella Rose, che è il leader del teatro, perché vi darà alcune comunicazioni. Le mamme delle bambine che parteciperanno alla danza del teatro, ok? Tutto a posto? Domenica 8 marzo c'è? Domenica 15? Bene. Chi sarà il quarto turno di preghiera della chiesa? Non lo so neanche io. Chiesa, donne, uomini, giovani. Vabbè, basta avvisi. Ok, vi chiedo di alzarvi in piedi, facciamo una preghiera per le decime, per le offerte, così che tu che hai portato questa tua forma di adorazione e di consegna a Dio puoi offertare alla casa del Signore. Tu che sei stato toccato in questi primi minuti di adorarti, di portare qualcosa per l'avanzamento di quest'opera. In questo momento sei benvenuto qua con la nostra cassetta. Là dietro troverai una tesoriera che ti potrà aiutare con il POS se vuoi fare un'offerta con la carta. Tu che oggi è la prima volta che visiti la chiesa, non sentirti in obbligo in questo momento di fare niente, stai qua come visitante, goditi la presenza dello Spirito Santo che è presente in mezzo a noi. Se non l'hai fatto, c'è un QR code là da scannerizzare per poi anche guadagnare forse un regalino, qualcosa. Ma te che credi che Dio ancora agisca potentemente in questo luogo, in questo momento sei benvenuto a portare la tua offerta, la tua decima. Amen. Signore Gesù, ti chiediamo, Signore, di benedire ogni offerta che ti sarà portata questa sera, di consacrarla a te perché possa salire a te come un odore soave, come una forma di adorazione vera e sincera che noi ti portiamo questa sera, e ti chiediamo di benedirle affinché possano essere usate al meglio per la tua opera, perché io credo, Dio, che tu hai grandi cose davanti a noi e le promesse che tu hai fatto a noi, tante ancora non sono compiute, ma io sono certo nel loro compimento, perché tu sei fedele verso le tue promesse, sei fedele verso la tua chiesa. Benedici quindi queste offerte e così in questo modo benedici ogni famiglia qua presente e rappresentata nel nome di Gesù. Amen.
presenza in mezzo a noi questa sera. Ancora una volta ci hai fatto vivere momenti meravigliosi attraverso la tua gloria che è scesa su di noi. In questo momento ti chiediamo, Dio, che tu possa parlare ai nostri cuori attraverso la tua parola, mettendo in noi, Signore, un sentimento nuovo che ci porti a vivere così come tu ci hai insegnato. Per questo io ti prego, Signore, benedici la tua Chiesa, compi la tua volontà in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Amen. Oggi voglio portarvi una parola che Dio ha cominciato a ministrare al mio cuore alcune settimane fa, in un momento in cui stavo avendo una conversazione con un fratello qua della chiesa, di cui non dirò il nome, e lui mi stava raccontando una cosa che gli era successa. E adesso vi racconterò questo episodio della sua vita. Ma finché mi raccontava questo episodio, lui ha usato un termine che mi è entrato nel cuore e per settimane non sono riuscito a pensare ad altro. E le parole che lui ha usate sono poi il titolo che vedrete alle mie spalle sul banner come titolo della predica, che è Amore utile. E voglio raccontarvi questo episodio, questa storia della vita di questo nostro fratello. Questo è un fratello brasiliano che è venuto in Italia diversi anni fa e come tutti voi, non noi, ma come tutti voi che siete arrivati in Italia, ha avuto diverse difficoltà all'inizio, di adattamento, di ricerca di lavoro, di casa, insomma, sapete voi meglio di me le difficoltà che si passano quando si arrivano in Italia. Eppure in queste difficoltà che ha trovato fino dall'inizio, lui ha trovato un Signore che chiameremo il Signor Luigi per rendere più facile l'episodio. Non sei tu, Luigi, non preoccuparti. E questo signor Luigi ha aiutato questo nostro fratello. Lo ha aiutato tantissimo. Ha aiutato lui e la sua famiglia con alimenti, nella ricerca di una casa, in tutte le sue difficoltà. Questo Signore aiutava il nostro fratello. Durante però il suo percorso, no, di questo nostro fratello qua in Italia, lui è dovuto ritornare in Brasile. Qualche anno fa è tornato in Brasile, è rimasto in Brasile per alcuni anni e poco tempo fa, alcuni anni fa, è ritornato di nuovo in Italia. E ancora una volta, quando è ritornato in Italia, lui ha ritrovato questo signor Luigi. E ancora una volta questo signor Luigi lo ha aiutato. Lo ha aiutato a trovare una casa, lo ha aiutato in tanti modi e passava tempo con lui. Questo fratello ha aperto il cuore con questo signor Luigi, lo ha aiutato con consigli di vario tipo, insomma, veramente ha trovato una persona che gli ha dato tanto appoggio, gli ha dato tanto amore. E un giorno questo nostro fratello stava passando vicino a casa del signor Luigi e lo ha visto dentro al garage. Allora l'ha salutato, il signor Luigi lo ha invitato ad entrare nel suo garage e finché erano lì nel garage a parlare, il signor Luigi ha preso una bevanda artigianale che faceva lui in casa. Hanno bevuto un po' insieme questa bevanda e poi ha regalato al nostro fratello alcune bottiglie di questa bevanda da portare a casa. È passato un po' di tempo, il nostro fratello ha ritrovato il signor Luigi di nuovo e parlando così il signor Luigi gli ha detto: sai quella bevanda che ti avevo dato, l'ho finita, non ne ho più, dovrò farne ancora più avanti. E il nostro fratello è venuta in mente una cosa, che lui aveva ancora una bottiglia che il signor Luigi gli aveva regalato, ce l'aveva ancora là a casa. Allora quel giorno, tornando a casa, pensò così: il signor Luigi ha fatto tanto per me, io tornerò a casa,
prenderò questa bottiglia che lui mi aveva dato e visto che non ne ha più, io gliela porterò a lui. E così staremo ancora un po' insieme, berremo un po' insieme e poi gli lascerò questa bottiglia a lui. Come un bel gesto che posso fare per lui, no? Volete sapere come finisce questa storia? Ve lo dirò alla fine. Potete aprire per piacere nella lettera a Filemone, o forse meglio che seguite qua, ma se siete abbastanza rapidi a aprire in Filemone, capitolo unico, versetto 7. Filemone 1,7. Paolo scrive così: infatti ho provato grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Possiamo rileggere insieme, così fate molta attenzione a quello che abbiamo letto. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tuo, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Come ho detto, oggi voglio parlarvi un po' di amore, amore utile nello specifico. Ma che cos'è l'amore? La Bibbia ci dà tante definizioni di amore. Ci parla di amore come attributo comunicabile di Dio, teologicamente. L'amore è un attributo di Dio. Dio è amore, è un attributo che Lui ci ha comunicato affinché anche noi potessimo amare gli altri, amarci a vicenda, amarci gli uni gli altri, amare Dio sopra ogni cosa. La Bibbia ci parla di amore come sentimento e molto spesso noi sentiamo dire che l'amore, no, per renderlo ancora più bello come termine, è una decisione e non è solo un sentimento. La Bibbia ci parla di amore per chi ha già studiato la Bibbia in greco, ci parla di amore come amore eros, amore philos, amore agape. L'amore eros è quell'amore più carnale, no? L'amore philos è quell'amore più astratto e l'amore agape che è l'amore perfetto, l'amore di Dio, l'amore di Gesù. Ma una cosa è certa, che in qualsiasi modo noi intendiamo l'amore, anche biblicamente, l'amore non è amore se non comporta un'azione. Un amore che non comporta un'azione, un muoversi, non è amore. O forse è un amore inutile. E è proprio di questo che ci parla quel versetto che abbiamo appena letto. Abbiamo letto che Paolo ha provato tanta gioia e consolazione per l'amore di questo Filemone. Perché? Perché per opera sua il cuore dei santi è stato confortato. Ossia l'amore che questo Filemone aveva ha provocato un'azione. Un'azione che ha portato conforto, consolazione al cuore delle persone. L'amore che noi dobbiamo avere è un amore che porta a una azione. E questo è l'amore di Dio, è quello che Dio ha fatto, è quello che Dio ci ha insegnato. Giovanni 3,16, lo sappiamo forse tutti a memoria questo versetto. Dio ha tanto amato, ha avuto amore per il mondo che azione, ha dato il suo unigenito figlio. L'amore quello vero, l'amore quello utile, comporta un'azione. Gesù, il nostro più grande esempio di amore, c'è scritto in Filippesi 2 che Paolo ci dice: abbiate in voi lo stesso sentimento. Qual è questo sentimento? L'amore è anche un sentimento. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, che non ha ritenuto l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma azione. Ha dato se stesso, ha preso forma di servo, ha preso forma di uomo, è diventato simile a noi fino alla morte e alla morte di croce. L'amore che Dio ha provato per noi, che Dio prova per noi, non è un amore che ha detto: ok, io vi amo e adesso mi metto qua seduto a guardare che morite, vabbè, nei vostri peccati. L'amore che Gesù ha provato per noi non è un amore che l'ha fatto scendere sulla terra e stare qua a ridere e scherzare con noi. No, è un amore che ha provocato un'azione
in Gesù e l'azione è stato il suo sacrificio per noi. E questo è l'amore che noi dobbiamo avere. Un amore che non porta un'azione, che non provoca una conseguenza. È un amore inutile. Ma Dio per primo ci insegna che noi dobbiamo amarci gli uni gli altri e dobbiamo amare Dio e dobbiamo farlo con un amore utile. Allora, in che modo noi possiamo avere questo amore utile? Che cosa significa? C'è sicuramente una cosa primaria. Io voglio leggere con voi un testo che ho già letto varie volte, che si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 2. Un testo conosciuto. Solitamente predico questo testo per parlare di unità in Cristo, siamo uni in Cristo, ma oggi voglio dargli un'altra connotazione. Marco, capitolo 2, dal versetto 1 in avanti. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa. E si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta poteva contenere. E egli annunciava loro la parola. E vennero a lui alcuni, 4 amici, con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù. E fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Intanto fino a qua. C'è una cosa che è primaria per Gesù e deve essere primaria anche per noi. Cerchiamo di focalizzare la scena, no? Che abbiamo appena letto. Gesù era in questa casa e stava predicando. E Gesù a questo punto aveva già predicato molte volte, aveva già compiuto guarigioni, aveva già compiuto liberazioni. Le persone già lo conoscevano, infatti c'era una folla di persone che non si riusciva neanche a entrare dentro quella casa. E allora che cosa hanno fatto questi 4 amici? Hanno portato questo paralitico e hanno detto: scaliamo sopra il tetto, saliamo sopra, facciamo un buco e lo caliamo giù. Perché? Perché i medici ci hanno già detto che non c'è possibilità per il nostro amico. Lui resterà paralitico. E la scienza, la medicina ha già dato la sua sentenza, ma noi abbiamo sentito che Gesù fa miracoli e noi crediamo che Gesù può curare il nostro amico. E con questa aspettativa, con questa speranza grandiosa, questi 4 amici sono saliti sopra il tetto con fatica, portando questa barella con questo paralitico. E quando sono arrivati sopra il tetto hanno scoperchiato, hanno aperto il tetto con fatica. E quando l'hanno aperto hanno calato giù questo amico fino da Gesù. E quando questo amico è arrivato da Gesù, che cosa è successo? Gesù ha curato il paralitico? Gesù non ha curato il paralitico. Avete sentito quello che Gesù ha detto a questo paralitico? Non gli ha detto: vai, alzati e cammina. No, gli ha detto: figliolo, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E io mi immagino quando Gesù ha detto questa frase, là sopra il tetto, quei 4 amici che guardano verso il basso e dicono: ma Gesù, cosa stai facendo? Noi ti abbiamo portato il nostro amico perché è paralitico, non vedi che è paralitico? Lui ha bisogno di una guarigione, non ha bisogno che tu gli dica queste cose. L'abbiamo portato con un'aspettativa, con una speranza. I medici hanno detto di no, ma tu lo puoi guarire. Lui ha una necessità che solo tu puoi compiere, solo tu puoi risolvere. Hai un bisogno che solo tu puoi andare incontro. Ha bisogno di una guarigione, questa è la nostra speranza, è questo ciò di cui ha bisogno. Ma Gesù non gli dice: sei guarito. Gesù gli dice: sei perdonato. C'è una priorità nel regno dei cieli, che è la priorità di Gesù, che non è guardare la nostra situazione, la nostra necessità, il nostro bisogno esteriore, ma prima di tutto Gesù guarda il nostro bisogno interiore.
guarda quello che veramente è primario, è prioritario nella nostra vita. C'è scritto in Matteo 9 che Gesù andava in giro, aveva compassione delle folle. Perché? Perché vedevano che erano come pecore senza un pastore. Erano separati da Dio, non avevano più quel legame con Dio. E Gesù è venuto per questo, per permettere a me e a te di riallacciare un rapporto, un legame, una connessione di padre e figlio con il nostro Padre Celeste. È questa la priorità che Gesù ha. È per questo che Lui è venuto sulla terra. Non è venuto per migliorare la nostra vita qua. Il famoso missionario Paul Washer ci dice che il Vangelo non è un racconto, un metodo, una strategia su come noi possiamo migliorare la nostra vita oggi. No, è un messaggio di salvezza per noi che siamo ribelli a Dio. È per questo che serve il Vangelo prima di tutto, affinché noi ci possiamo riconciliare con Dio. È questo quello che Gesù ha visto quel giorno. Non ha visto il bisogno esteriore. Sì, lo ha visto, ma non era quella la sua preoccupazione. La sua preoccupazione era far riconciliare un figlio con il Padre. E l'unico modo di fare questo era perdonando i suoi peccati. Era portando a vivere la salvezza e la vita eterna con Dio. Allora, in che modo noi possiamo in qualche modo avere un amore utile verso gli altri? La nostra prima priorità deve essere quella che anche Gesù aveva. Il nostro primo fuoco, la nostra prima cosa su cui ci dobbiamo concentrare nelle altre persone è il loro bisogno di salvezza. Se noi vogliamo avere un amore utile per gli altri, noi dobbiamo evangelizzare le persone. In questo ultimo periodo con i leader di In Casa stiamo facendo alcuni studi sull'evangelizzazione. Abbiamo capito alcune cose in queste settimane, che per evangelizzare qualcuno con successo, c'è bisogno di instaurare una vera relazione con le persone. Noi non riusciremo a evangelizzare qualcuno che non vogliamo neanche vedere davanti. No, per evangelizzare qualcuno noi dobbiamo avere una vera relazione con le persone, stare vicino alle persone. Dopodiché, lì noi possiamo predicare la parola. Lì noi possiamo far conoscere Gesù come Salvatore. Lì noi possiamo mettere un seme del Vangelo nel cuore di quelle persone, e questo lo dobbiamo fare. È meraviglioso, in Romani 10, dal 13 in avanti, Paolo ci fa un elenco, una scaletta di step che noi dobbiamo fare per evangelizzare le persone. Dice così, Romani 10, dal 13 in avanti: infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Ma come potranno credere in qualcuno se non hanno mai sentito parlare di Lui? E come potranno sentire parlare di Lui se non c'è chi lo annuncia? E chi andrà ad annunciarlo se nessuno lo manda? Se noi leggiamo questi versetti al contrario, noi abbiamo una scaletta in ordine cronologico di come evangelizzare qualcuno. Primo step: dobbiamo andare dalle persone, dobbiamo essere mandati dalle persone, quindi instaurare una relazione con quella persona. E dopodiché, lì, quando abbiamo instaurato la relazione, possiamo annunciare, possiamo predicare. E dopo che abbiamo annunciato e predicato, le persone potranno cominciare a credere. E dopo che hanno creduto, potranno cominciare a invocare il nome del Signore, e lì saranno salvate. Questo passo meraviglioso ci insegna passo per passo in che modo evangelizzare qualcuno. È come si dice, un'istruzioni pronte per l'uso, no? E questo è quello che dobbiamo fare: instaurare relazioni. E dopo che abbiamo instaurato una relazione, predicare la parola. E dopo che abbiamo predicato la parola, portare persone in chiesa, portare persone nei culti in casa, portare persone nei culti dei giovani, nei Be-Brave, nei Be-Brazer, a bere un caffè con noi. Dovunque noi possiamo far sì che lo Spirito Santo, che Lui veramente convince le persone, perché non sono le nostre parole,
non siamo noi, è lo Spirito Santo, è lì dove lo Spirito Santo è presente e si manifesta, come abbiamo detto prima, là nel secondo libro delle cronache, come si è manifestato qua prima. Perché? Perché lo Spirito Santo si manifesta nelle lodi. Il Signore abita in mezzo alle lodi, c'è scritto. Il Signore abita in mezzo alla comunione dei fratelli, dove 2 o 3 sono riuniti, Lui è lì. Allora dobbiamo portare queste persone nel luogo in cui lo Spirito Santo si può manifestare, può avere la libertà di agire, può avere la libertà di toccare i cuori di queste persone. Questa è la prima cosa che noi dobbiamo fare se vogliamo avere un amore utile, portare persone a conoscere veramente Gesù, perché è il modo più utile di dimostrare il nostro amore verso qualcuno, è portare questa persona alla salvezza. È il modo più utile. Ma c'è un altro modo, sicuramente, altre cose che possiamo fare per avere un amore utile. Perché quel giorno Gesù effettivamente disse: figlioli, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ha cambiato tutte le aspettative di quei 4 amici, no? E forse delle persone intorno a lui. Tant'è che lì c'erano degli scribi, dei farisei, e hanno cominciato a dire: ma cosa fa questo? Sta bestemmiando. Come può permettersi di dire i suoi peccati sono perdonati? E allora Gesù, per calmare la folla, a quel punto dice al versetto 11: allora io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa. Sì, sicuramente la cosa prioritaria per Gesù, e deve essere la cosa prioritaria anche per noi, per avere un amore utile verso qualcuno, è portare quella persona a Cristo. Questa è la cosa più grande che noi possiamo vivere, è la cosa migliore che noi possiamo vivere, e noi dobbiamo far vivere questo alle altre persone. Ma a Gesù i nostri bisogni esteriori non sono nascosti. Per questo Gesù disse: cercate prima il regno dei cieli e la sua giustizia. Sì, cercate prima la salvezza, questa è la cosa prioritaria, sicuramente. Ma una volta che avete trovato questo, tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte, vi saranno dati in più. Perché? Perché i nostri bisogni, la nostra malattia, qualunque sia il nostro bisogno, non è nascosto a Gesù. E Gesù ha piacere di risolvere i nostri bisogni. Lui ci cura, Lui fa miracoli nella nostra vita, Lui dà benedizioni di tanto tipo nella nostra vita. E allora, se Gesù lo fa per avere un amore utile verso qualcuno, anche noi dobbiamo fare questo. La Bibbia paragona la Chiesa al corpo di Cristo, in cui Gesù è la testa e noi siamo le membra del corpo, no? E è giusto, perché Gesù è Gesù che ci fa muovere, è Gesù che è la mente, è Gesù che pensa, è Gesù che ci dice: braccio, alzati, gamba, vai avanti. È Gesù che fa questo. Noi dobbiamo fare la volontà della testa. Ma è anche vero che un corpo, il corpo umano, il nostro corpo, è un corpo che si aiuta a vicenda. Se noi ci facciamo un taglio sul braccio, non sarà la testa a dire: piastrine, globuli rossi, andate a riparare questa ferita. No, questa è una cosa che avviene in automatico nel nostro corpo. Il nostro corpo si aiuta a vicenda, si ripara a vicenda. E questo è il corpo di Cristo. Noi dobbiamo aiutarci a vicenda. Se noi vediamo una ferita nel corpo, siamo noi che dobbiamo muoverci per andare ad aiutare questa ferita. E noi stiamo facendo questo. Noi ci stiamo muovendo per il bene delle altre persone. Noi ci stiamo muovendo per il bene, non dico neanche di quelli là fuori, ma dei nostri fratelli. Noi stiamo facendo veramente questo. Stiamo vivendo come cristiani che hanno un amore utile o un amore inutile. Perché è facile dire: sì, io amo Dio sopra ogni cosa e amo gli altri come me stesso, è un comandamento. Ma veramente stiamo dimostrando questo amore? Veramente? Abbiamo parlato l'altro giorno nel corso Seguitemi dei doni dello Spirito.
abbiamo fatto delle distinzioni di varie liste di doni che ci sono all'interno della Bibbia, perché c'è quella lista di doni super power, prima Corinzi 12, sono doni spettacolari. Chi ha questi doni è gli Avenger della Chiesa, dono di profezia, dono di fare miracoli, dono di guarire persone, sono cose sovrannaturali, pazzesche. Ma poi c'è una lista di doni che abbiamo studiato, Romani 12, e in questa lista di doni che Dio ci ha dato non c'è niente di pazzesco, non c'è niente di sovrannaturale. Sono doni come quello di servire gli uni gli altri, sono doni come quello di esortarci a vicenda quando siamo depressi, quando siamo confusi, quando siamo stanchi. Sono doni come quello di donare cose materiali agli altri, doni di fare opere di misericordia per chi ha bisogno, per quella parte del corpo che ha necessità. E fratelli, questi doni di prima Corinzi 12 sono wow, cose veramente super. Ma chi ha il dono di guarigione non farà guarigioni ogni giorno della sua vita. No, forse fai una guarigione oggi, forse Dio ti darà la potenza per fare la guarigione tra un mese e poi forse tra un anno. No, non è che ogni giorno tu guarito, non è così. Ma questi doni di Romani 12, che sono così semplici, così normali, così non power, sono doni per la quotidianità della Chiesa. Ogni giorno noi siamo chiamati a esortare gli fratelli che sono in difficoltà. Ogni giorno noi siamo chiamati di fare opere di misericordia. Ogni giorno siamo chiamati a donare a chi non ha, a servire chi ha bisogno di essere servito. Ogni giorno siamo chiamati a far frutto del dono di governo che Dio ci ha dato per organizzare la nostra casa e i fratelli di cui hanno bisogno. Ogni giorno, e non c'è niente di sovrannaturale in questo. È una cosa che può sembrare normale, ma Dio ci ha dato questi doni perché? Per il bene della Chiesa, per essere utili alla Chiesa, per dimostrare, avere un amore utile per gli altri. Quando è stato l'ultimo giorno che hai fatto qualcosa per la persona che è seduta nella fila dietro di te, non dico di quella di fianco a te che magari è tua moglie, tuo marito, tuo figlio, allora ogni giorno magari facciamo qualcosa per lui. Ma quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per qualcuno qua dentro? E non sto neanche parlando per i tuoi colleghi di lavoro, per quella persona che ti ha suonato il clacson quando ci hai messo un secondo in più per partire dal semaforo verde. No, sto parlando di fratelli, sorelle in Cristo, persone che dovremo amare completamente. La Bibbia ci dice amatevi gli uni gli altri, ma non nascondiamoci, spesso veniamo in chiesa e non abbiamo amore gli uni per gli altri. Molte volte veniamo in chiesa, qua, nella nostra chiesa, e pensiamo, quella persona non la voglio neanche vedere. Non voglio mai essere messa a lavorare con questa persona. Mi dà proprio fastidio, ha un carattere, ha un temperamento, mamma mia. Ma Gesù non ci chiede di non guardarci gli uni gli altri. No, il comandamento, che è il più grande comandamento, ama Dio sopra ogni cosa e ama il tuo prossimo. E ama, non è il secondo comandamento, e ama il tuo prossimo. E noi compiamo questo comandamento come? Ci passa la persona di fianco, ci giriamo. E questo non è amore. E sicuramente non è amore utile. Paolo ci scrive in Efesini 4, sforzatevi, non è facile, dovete sforzarvi di mantenere l'unità, perché avere amore per gli altri, non sto dicendo che è la cosa più facile del mondo, non è che perché un comandamento è facile, non è che perché lo Spirito Santo vive in noi è facile, no, non è facile, perché veramente ci sono persone che hanno un carattere difficile, anch'io ho un carattere difficile. Le persone dei social stanno dicendo di sì con la testa perché questo banner lo hanno rifatto 5 volte oggi, perché non mi piaceva neanche uno. Non è facile avere amore, ma è questo quello che Gesù ci chiede.
di sforzarci di amarci gli uni gli altri. Sforzarci, andare contro quella che è la nostra carne, la nostra voglia di non vedere quella persona davanti a noi, no. Sforzarci affinché ci possiamo veramente amare gli uni gli altri. E quando ci amiamo, lì noi facciamo qualcosa di utile per gli altri. Perché è questo quello che dobbiamo avere. Amore utile. Un amore che faccia del bene alle persone. E molte volte noi facciamo del bene, no? Magari sperando poi di ricevere qualcosa in cambio. È per questo che magari cerchiamo di fare il bene agli altri, perché comunque poi c'è sempre un tornaconto. E non è questo quello che Gesù ci ha insegnato. C'è scritto nella Bibbia che Gesù è morto per noi quando noi eravamo ancora peccatori. Gesù non pensava, quel giorno quello lì diventerà bravo. No, noi eravamo ancora peccatori quando Lui si è sacrificato per noi. L'ha fatto senza chiedere niente in cambio. L'amore utile non è un amore che cerca un tornaconto. Una volta, parecchi anni fa, quindi non pensate male, parecchi anni fa, stavo parlando con un pastore, il mio primo mentore, e stavo dicendo che io ci tengo tanto alle amicizie, ci tengo tanto alle relazioni, ci tengo proprio tanto, perché gli ho raccontato, Dio una volta mi ha dato una parola molto forte su un salmo molto conosciuto che comincia così, in cui Davide scrive: alzo gli occhi verso il monte, da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra. E una volta leggendo questo testo, Dio mi ha dato una rivelazione molto forte che ho già parlato tante volte alla Chiesa, dicendo che sì, il mio aiuto viene dall'Eterno, ma noi non sappiamo il modo in cui il Signore agirà. Non sappiamo il modo in cui Dio ci darà l'aiuto. E molto spesso il modo in cui Dio ci dà l'aiuto è attraverso le persone. E per questo io stavo dicendo a quel pastore, io prendo tanta cura delle mie relazioni, delle mie amicizie, ci tengo tanto, perché non sappiamo da dove un giorno ci verrà l'aiuto. E questo pastore mi guarda e ha detto: ma sul serio? Sì, perché io sono convinto della mia rivelazione pazzesca. Ma sul serio? Noi non dovremmo, mi dice, non dovremmo avere amicizie per quello che loro possono fare per noi. Semmai dovremmo prendere cura delle amicizie per quello che noi possiamo fare per loro. È questo il sentimento che dovremmo avere. È il sentimento di amore utile, non a noi, amore utile agli altri. E è questo quello che questo stesso amore che noi dobbiamo avere per gli altri, è lo stesso che noi dovremmo avere per Gesù. Perché noi non possiamo dire: io sono cristiano perché Gesù mi può guarire. Io sono cristiano perché Gesù una volta mi ha dato una benedizione finanziaria. Io sono cristiano perché Gesù può fare e fa questo e quello nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. Non possiamo dire questo. Noi piuttosto dovremmo dire: io sono cristiano e visto che sono cristiano io posso fare per Lui. Io posso fare per Lui. Io voglio fare per Lui. Io lo amo e voglio fare per Lui. C'è una parabola che racconta Gesù nel suo sermone escatologico in Matteo 25, che ho già citato varie volte, la parabola dei talenti. C'è un signore che prende i suoi 3 servi, lui deve fare un viaggio e dà 5 talenti a un servo, poi prende un altro servo, gli dà 2 talenti, poi prende un altro servo, gli dà 1 talento. E parte a fare il viaggio e gli dice: fate fruttare questi talenti. E quando torna il primo servo li ha fatti fruttare, li ha investiti e gli ha dato il doppio. Il secondo servo, quello dei 2 talenti, anche lui li ha fatti fruttare, li ha investiti e gli ha dato il doppio. E invece il servo di 1 talento, vi ricordate cosa ha fatto? Ha fatto un buco per terra, ci ha messo dentro la moneta e ha chiuso la terra e l'ha lasciato lì. Perché? Perché ha detto: avevo paura del mio Signore. E quando il Signore è tornato da lui, gli ha ridato il suo talento. E il Signore gli ha detto: ma tu non li hai fatti fruttare? E una cosa che mi sono spesso chiesto su questa parabola è: qual è la differenza? Qual è il sentimento che c'era in questi 3 servi? Perché i primi 2 li hanno fatti fruttare e il terzo no?
E pregando su questo testo, un giorno Dio mi ha detto, perché i primi due avevano a cuore gli interessi del padrone, avevano a cuore gli interessi del suo Signore, volevano dimostrare, avevano un amore utile per lui. Il terzo no, non aveva questo amore utile e non ha fatto niente per il suo padrone. E noi cosa stiamo facendo per Dio? Stiamo avendo un amore utile per Dio, perché noi veniamo qua in chiesa, lodiamo, prima è stato meraviglioso e sono sicuro che Dio abbia ricevuto la nostra lode. E noi diciamo, io amo Dio, io amo Gesù. Ma com'è il nostro amore verso Gesù? È un amore utile o è l'amore di venire in chiesa? E basta. Posso chiederti di alzarti in piedi? Vi racconto la fine della storia del nostro fratello. Vi ricordate dove eravamo rimasti? Quel giorno, a quell'incontro con quel signore, e il Signore gli dice che aveva finito le bottiglie di quella bevanda. E allora il nostro fratello, per tutto quello che quel signore aveva fatto nella sua vita, ha detto: io tornerò a casa, prenderò quella bottiglia e gliela porterò. E quel fratello tornò a casa, però quel giorno non gli portò la bottiglia. E il giorno dopo non gli portò la bottiglia. E insomma passò un tempo prima che si ricordò di quella bottiglia. Ma quando si ricordò, il nostro fratello prese quella bottiglia e andò a casa del signor Luigi. Suonò il campanello e a aprirgli la porta c'era il figlio del signor Luigi. E il nostro fratello gli chiese: buongiorno, c'è il signor Luigi? E il figlio rispose: no, il signor Luigi è morto pochi giorni fa. E quando questo fratello ha fatto questa conversazione con me, sono stato male, sapete, ma lui stava molto peggio di me. E lui in realtà non ha parlato di amore utile, come avevo detto all'inizio. Lui ha parlato di amore inutile. E ha detto: io amavo il signor Luigi, ha fatto tanto per me, mi ha aiutato in ogni momento della mia vita qua in Italia. Quando nessuno mi aiutava, quando nessuno mi stava vicino, lui c'era. E io l'ho amato, ma con un amore inutile. Non sono neanche andato a portargli quella bottiglia, quando avrei potuto farlo. Penso che questa storia, anche senza una predica ricca di contenuti, parli già da sé. Non c'è molto tempo per dimostrare amore utile per le persone. Non c'è molto tempo, perché noi non sappiamo cosa succederà nel giorno di domani. Quello che sappiamo è che abbiamo un messaggio di salvezza
un messaggio di vita eterna che ci è stato affidato e che noi dobbiamo portarlo alle persone prima che sia troppo tardi, perché il mondo là fuori sta morendo senza conoscere il nome di Gesù, perché non c'è nessuno che sta andando per proclamarlo e per annunciarlo, e nessuno lo può invocare perché non lo conosce. Gesù vuole che noi cominciamo a dimostrare amore utile alle persone che sono là fuori portando il messaggio del Vangelo, alle persone che sono qua dentro, aiutandole come in un vero corpo e non girandoci le spalle dicendo io amo quel fratello, io amo quella sorella, quando invece non ci sforziamo minimamente di avere un amore utile per lei o per lui. Dio vuole che noi cominciamo ad avere un amore utile anche per lui, perché quello che lui doveva fare l'ha già fatto, e oggi forse spetta a noi dimostrare questo amore, cominciando a fare veramente per lui, avere a cuore i suoi interessi, avere a cuore il suo regno, avere a cuore lui, il suo piano, la sua volontà per questo tempo. Un tempo in cui ha chiamato me e te, per far vivere a questa città quantomeno qualcosa di sovrannaturale che noi prima abbiamo vissuto qua, che abbiamo vissuto la settimana scorsa e quella prima ancora, e che il mondo sta aspettando di vivere. La creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Eccoci qua, noi siamo i figli di Dio, ma affinché possiamo manifestarci a questo mondo dobbiamo mettere in mostra questo amore in un modo utile per Dio e per gli uomini. Amen. Non è stata una predicazione allegra oggi, ma spero che lo Spirito Santo possa aver toccato i nostri cuori, e vi assicuro, è prima per me questa predica, prima è per me. Lo è stata in più di un mese ormai, ma la mia preghiera è che Dio possa toccare il cuore di tutti quanti noi, affinché possiamo vivere un amore utile verso Lui, verso la sua Chiesa e verso questo mondo. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, compi la tua volontà nei nostri cuori, Signore, e trasformaci. Trasforma i nostri cuori, dacci quel cuore puro, quelle mani pure di cui la tua parola ci parla, un cuore che ci permetterà di sederci al tuo lato e di vederti entrare trionfante nella tua città. Dacci, Signore, un cuore che ama, e che ama in un modo vero, in un modo utile, che ama prima te sopra ogni cosa, non fermandoci alle parole che noi possiamo pronunciare, ma agendo come tu ci hai amato e hai agito verso di noi, donando te stesso per noi. È un amore utile verso la tua Chiesa, affinché possiamo fare frutto nella quotidianità dei doni e dei talenti che tu ci hai dato per rialzare fratelli che oggi sono in difficoltà. È un amore utile verso questo mondo, proclamando la tua parola senza vergogna. Un messaggio di salvezza, il messaggio del perdono dei peccati, della vita eterna, il messaggio della croce che deve partire da noi. Tu ci hai mandato e noi dobbiamo andare ad annunciarlo, affinché questo mondo possa invocare il tuo santo, santo, santo nome e essere salvato in te. Benedici questa Chiesa, Signore, cambi i nostri cuori, facci vivere il tuo nuovo, nel nome di Gesù. Amen. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me
il carattere di Cristo e del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti, oh, per chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà
cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure per adorarti, per Il proposito di questa parola, per quanto non fosse una parola felice, non è quello di farci uscire di qua questa sera rattristati, non è quello di farci uscire stasera depressi, senza forze, perché le persone là fuori stanno morendo. Tutto il contrario. Il proposito è quello che noi possiamo uscire di qua più forti, più consapevoli, sapendo che noi carichiamo un messaggio che può portare salvezza a questo mondo e che non c'è più tempo per restare in silenzio, ma che dobbiamo prendere la responsabilità di questo messaggio e dello Spirito Santo che vive dentro di noi e cominciare ad annunciare questa parola, cominciare a parlare di Gesù e del suo amore, un amore che per primo è stato utile nella nostra vita e che oggi noi dobbiamo renderlo utile nella vita di molte altre persone, che noi possiamo uscire di qua con la consapevolezza che abbiamo doni, talenti, capacità uniche che Dio ha dato solo a noi, e forse non saranno cose sovrannaturali, forse sono cose che noi però possiamo usare nella quotidianità per sistemare, per far guarire una chiesa ferita, per far guarire fratelli e sorelle che hanno bisogno di essere rialzati, di uscire da depressione, da ansietà, di uscire da problemi di relazioni matrimoniali, qualsiasi siano le cose. Dio ci ha affidato capacità uniche per fare questo e noi dobbiamo usare in un modo utile, attraverso un amore utile, quello che Dio ci ha dato, per far sì che il popolo di Dio possa essere sempre di più pronto e forte per compiere la sua opera su questa terra. Non usciamo di qua tristi, non usciamo di qua delusi, depressi, no, usciamo di qua più forti, usciamo di qua carichi e usciamo di qua convinti che abbiamo una responsabilità e un incarico che è più grande di quello che fino ad oggi abbiamo fatto. È qualcosa che ci è stato dato dal cielo, è qualcosa per la salvezza di questa terra e è stato affidato a noi. Allora prendiamo la responsabilità di questo messaggio e dell'unzione che Dio ci ha dato e cominciamo a guadagnare questo mondo per Cristo prima che sia troppo tardi, prima che sia troppo tardi. Dio conta con ognuno di noi, non solo con chi ha un microfono, non solo con chi ha uno strumento, non solo con chi ha un cartellino. Dio conta con ognuno di noi. Il suo messaggio è stato dato a tutti quanti noi. Carichiamo un Vangelo che può portare salvezza. Usciamo di qua più forti, sapendo questo, essendo convinti di questo, essendo onorati per questo, perché Dio ha guardato me e te da lassù
e ha detto: io scelgo te per fare la mia opera, io scelgo te per fare la mia volontà, io scelgo te per portare la mia parola fino ai confini della terra e non temere. Io sarò con te fino alla fine dell'età presente. Quando tu aprirai la tua bocca, quando tu imporrai le tue mani, quando tu farai frutto dei doni che io ti ho dato, io sarò lì con te a confermare, a testimoniare e a darti potenza per fare quello. E io credo che molti cuori si ravvederanno, che molti peccati saranno perdonati, che molti infermi saranno guariti, che molte chiese resusciteranno e potranno così proclamare il nome di Gesù Cristo per mezzo di una bocca che si è aperta perché ha accettato l'invito di Gesù, è stata mandata, è andata laddove doveva andare a proclamare la sua parola. Prima che fosse troppo tardi, non si è tirata indietro, ma è andata a mettere le sue mani e aprire la sua bocca. È questo che Dio vuole da noi, è per questo che Dio ha parlato questa parola questa sera, affinché noi possiamo uscire di qua ripieni di questa convinzione. Dio ha scelto me, Dio ha scelto te e ci ha dato potenza per fare la sua volontà. Prendiamo questa convinzione e andiamo a infiammare questo mondo per Cristo. Portiamo il messaggio della sua croce, portiamo il suo amore utile attraverso un amore nostro che possa raggiungere i confini della terra. Sei santo, e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce: Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce: Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce: Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce: Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce: Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce: Santo, Santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo, 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 santo? O que é que os anjos
Santo, Santo, Dio potente, Santo, 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 Dio. Siete pronti per fare l'opera di Dio? Siete pronti, Chiesa B-Church, per fare l'opera di Dio? Siete carichi per fare la sua volontà? Che possiamo iniziare a avere amore utile per Dio, per noi, la sua Chiesa e per il mondo là fuori. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Facciamo un applauso per... Stiamo per terminare. Possiamo accendere le luci per piacere. Tra un po' facciamo i compleanni di questa settimana, quindi chi ha compiuto gli anni già si prepari. Ma prima di festeggiare i compleanni vogliamo fare una preghiera speciale per una famiglia speciale di questa chiesa che martedì tornerà in Brasile. Aline, puoi venire? Clarinha, c'è la Clarinha? Daniel? Tra pochi giorni, martedì, questa famiglia tornerà in Brasile. Non sappiamo quanto tempo Dio li terrà là. Noi adesso pregheremo che siano 2 giorni. Daniel torna presto. Non sappiamo quello che Dio ha riservato per voi, ma sarà un tempo in cui sicuramente potrà lavorare nelle vostre vite. E vi farà andare con un proposito che è più grande di quello che voi possiate oggi immaginare. Oggi voi andate per delle vostre necessità, ma Dio
ha delle necessità maggiori, come abbiamo visto. Che possiate compiere pienamente la sua opera, che Lui possa fare tutto ciò che deve fare nella vostra famiglia, e che se è la sua volontà possiamo rivederci presto. Possiamo stendere le nostre mani, pregare per loro, benedire questo viaggio e chiedere la migliore benedizione per questo tempo e per la loro vita. Signore Gesù, mettiamo davanti a Te questa sera questa famiglia, una famiglia a noi molto cara, operai della Tua Chiesa, adoratori del Tuo nome. Ti chiediamo, Signore, che Tu possa mettere la Tua mano su questo viaggio, che dovunque andranno, qualsiasi cosa faranno, Tu possa essere lì con loro, rivelandoti giorno dopo giorno, mostrandoti visibilmente a loro, affinché possano sentire sempre il Tuo abbraccio, Signore. Qualunque sia, Signore, la Tua volontà in questo viaggio, che Tu possa compierla piena, e qualsiasi proposito Tu hai nella loro vita e nella loro casa, Tu lo possa compiere, Signore. Ma, Signore, sappiamo anche che i Tuoi propositi, i Tuoi pensieri sono più alti dei nostri. Noi non li possiamo comprendere, intendere, ma io credo, Signore, che Tu li stai mandando per qualcosa di più grande, che oggi ancora loro non immaginano e non intendono. Che, Signore, Tu possa compiere qualsiasi sia la Tua volontà in questo viaggio che stanno facendo. Che, Signore, se questa è la Tua volontà, presto possano ritornare qua da noi tutti quanti. Ma, Signore, che sia la Tua e non la nostra, che sia la Tua volontà. Fai tutto ciò che devi fare, restaura ogni ferita, guarisci quello che devi guarire, fortifica e benedici con la Tua presenza giorno dopo giorno Aline, Daniel e Clara. Per questo la Tua Chiesa questa sera concorde ti prega, e ti prega nel nome di Gesù. Amen. Amen. Non dimentichiamoci, anche se saranno lontani da qua, ma non dimentichiamoci di loro, di questa famiglia nelle nostre preghiere. Continuano a essere parte di questa Chiesa. Amen. Compleanni della settimana. Chi ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Douglas, eccolo. Qualcun altro? Liberiamo i leoni. Nessun altro che ha compiuto gli anni? Etto. Ha compiuto gli anni, Etto? Vieni qua, vieni a cantare tanti auguri. Ma dai. Suelen? Vieni, Suelen. Amen. Preghiamo anche per loro, per benedire un anno pieno di gioia e della presenza di Dio. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a Te la vita e il nuovo anno di questi Tuoi figli e figlie, Wellington, Douglas, Suellen, Signore. Un anno meraviglioso, io credo,
alla tua presenza. Benedicilo, Signore, riempilo con la tua gioia, con la tua pace, riempilo con la tua salute, con il tuo amore, Signore, e che sempre possano vederti visibile davanti a loro in ogni giorno di questo loro anno. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a noi, tanti auguri a noi, tanti auguri a noi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. E se c'è una cosa che veramente mi è mancata la settimana scorsa che non ero qua, è questo momento. Che l'amore del nostro Dio, questo amore utile, possa essere con tutti quanti noi, che la grazia di Gesù possa essere su tutti quanti noi, che la comunione dello Spirito Santo possa essere con tutti quanti noi, e in quanti siamo? Noi siamo uno!